La seconda partenza, la prima partenza abbiamo già detto per gli allievi, solo gli allievi maschili avranno 2 giri, mentre per tutti gli altri ci sarà un solo giro del percorso. Ancora grazie di dovere, anticipando quello che saranno le griglie e le partenze, la Moto Club di Valdobbiadene, i gruppi di appassionati di ciclismo, i proprietari di terreni su cui si transita con la massima disponibilità. Sarà appunto domenica 4 maggio, quindi fra 3 giorni saremo a Borso del Grappa con un'altra prova che è un po' similare a questa, un'altra prova dove le caratteristiche dei bike verranno sicuramente esaltate. Benissimo, poi naturalmente avremo il tifo per gli atleti di casa nella seconda partenza, l'ho già detto, già protagonista qui a Farra abbiamo quel Michele Casagrande che si sta un po' rivelando uno grande. Michele è un buon rappresentante e oggi naturalmente si gioca i favori del pronostico assieme a dei TOS, assieme a Pettinà, l'atleta della Forestale molto qualificato, gli atleti del Team Ludicrose Pedali di Marca, e naturalmente un gradito ritorno qui è venuto così senza tanti inviti e clamore, ma sicuramente per chi ha masticato il ciclismo fuori strada. Marco Bui è stato veramente uno tra gli atleti più forti, tutto il team del Tornado Vittoria Bike sicuramente va elogiato, come tutte le società che puntano sui giovani e sui ragazzi. Lo dobbiamo dire, e lo dico da appassionato, da sportivo del team Agro, è il grande lavoro e il grande percorso di un pezzo di storia che è già scritta in queste pagine. Ecco, stanno già lavorando alla fettuccia, vedete l'ordione è di grande sicurezza, lo vedete, sicurezza perché abbiamo con noi il gruppo Alpini di Farra, i Rangers d'Italia, i Rangers d'Europa, i Carabinieri in Colgedo, abbiamo tutte persone che lavorano per la buona riuscita e la sicurezza. Ragazzi, allievi ed esordienti, a fianco la chiesa per la donata e l'appello. Solo giro come gli esordienti e come maschili e femminili, come appunto gli esordienti, le ragazze allieve. Benissimo, io naturalmente devo ringraziare veramente di cuore tutti anche per l'ospitalità. Eccoli qua il nostro futuro, questi sono i nostri giovani, li vediamo, andiamo velocemente, eccoli qua, sono poi i nostri puledri, sono Via Paolo, Tapparel Nicola, Righes per i Bettini, siamo al 5.13 di Carapelle, Rubinato col 5.14, quindi a seguire Zarantonello, abbiamo Menichetti, abbiamo Cetolin, abbiamo Marzo per il Veloclub Torre Bellicino, Pinarello Patrick e Bike Club 2000 per il Batigliolo e Perissini, Collarera sempre per il Veloclub Torre Bellicino e Bertorelle, Fornelli per la Batigliolo, Buttignon per la Caprivesi, Ziti del Torpado, Lealo per Barbieri, Battaglia Bike Club, Bettini e Sagareda con Sacolla e Scarpa, quindi Data del Caerne, Venturi de Legna, Torpado abbiamo Livotto Perin, Sagareda ancora Bike Drive e l'appuntamento con i Scouti del Chiave Miotto Alex, Brunello Riccardo e Bike Club 2000, Casonato sempre del Sagareda, Conegliano con Fagion, Scortegagna del Barbieri col 5.38, a seguire 2 giri. Per tutti gli altri che vedremo poi, ragazze allieve con Caretta, con la Coral Margherita, Cat De Bellis del James Buia, Alessia, Ostana Lisa del Foreis e Pallapazzer Nadine del Legna, sono tutte a un giro. Esordienti maschili, i numeri dal 551, perciò per chi ci segue o sta seguendo la corsa, al di là da voi potete farvi una classifica seguendo i numeri dal 551 e già l'arrivo. Mazzucco Loris e quindi per Sprint vi do la... Fa tutto in su e su.
Katia, vai, brava! Naturalmente poi tra i giudici
554. Prima va la capirsi. Teniamo un po' di scala. L'unica cura da falso è igiene. Sì. Sono sgriato qua. Asia? Mi pare. No. Sì, Asia. Brava.